Con questo emendamento noi chiediamo che sia istituito un numero verde per le segnalazioni, richieste di aiuto da fornire alle persone che sono affette da ludopatia e ai loro familiari. Ci sono altre regioni che l'hanno già fatto, che sono la Toscana, l'Umbria e la Lombardia. Appunto, lo scopo di questo servizio sarebbe l'ascolto, l'assistenza e la consulenza. Questo qui è una proposta, io so che appunto, i soldi sono pochi, probabilmente, come ho accennato prima in discussione generale, potrebbe essere una cosa che non sia la cosa più urgente, perché la cosa più urgente è quello di rafforzare i servizi. Io, se l'assessore non è disponibile ad accettare questo emendamento, gli dico magari di valutare in un secondo tempo, perché potrebbe essere un aiuto in più. Tra l'altro poi in un emendamento successivo noi abbiamo previsto che il numero verde sia poi anche messo su ogni macchinetta in maniera tale che il giocatore possa poi accedere al numero verde per facilitare l'accesso ai servizi. Faccio l'intervento anche sull'articolo. È un articolo che secondo me è molto importante perché introduce, ad esempio, una per tutte, il fatto come requisito essenziale per l'accedere a finanziamenti e benefici e vantaggi economici da parte della Regione, il fatto di non avere installati apparecchi per il gioco lecito. È un'azione forte, è un provvedimento quindi che ha una grossa ricaduta e che è un segnale importante. Tra l'altro un segnale che è già stato dato nella regione Piemonte, dove questa norma è già presente. Qui si incomincia a parlare di pubblicità perché si svieta spazio pubblicitario nei locali, nei siti internet istituzionali, diciamo, e poi si introduce un codice etico da sottoscrivere da parte delle associazioni di categoria, d'accordo con il terzo settore e le Camere di Commercio, per autoregolamentarsi e per cercare di vigilare su quello che succede appunto in questi esercizi. E si fornisce inoltre ai giocatori la probabilità reale di vincita, perché spesso appunto ci si illude, si pensa di controllare la macchina, ma in realtà si è controllati o da un congegno elettronico locale o in remoto, per cui si forniscono la probabilità reale di vincita, che è una cosa che sicuramente è uscita durante le audizioni e che ci sembra una cosa importante. Tra l'altro su questo, commentando questo articolato, riprendo l'articolo 1 su cui non abbiamo discusso, per dire che oltre a introdurre delle novità, in realtà questa legge migliora un po' quello che erano le definizioni che erano state date nella legge precedente, che avevano suscitato anche qualche perplessità e qualche difficoltà interpretativa, dove gli uffici sono andati a chiarire con gli enti locali le definizioni, come ad esempio quella di vetustà, quella di guasto, e tra l'altro si introduce, cosa molto importante, anche nuovi luoghi sensibili. E questo in prospettiva, sia se unito assieme con quello che sarà poi la norma transitoria, potrebbe ridurre sicuramente in maniera significativa la capillarità con cui adesso è presente il gioco d'azzardo nelle nostre città.